Presentato ieri sera presso l'Auditorium Santa Chiara a Bivona il libro Nostro onore, una donna magistrato contro la mafia di Marzia Sabella, edito da Einaudi. Marzia Sabella è nata a Bivona e da tempo opera in prima linea per la lotta alla mafia. Sabella è stata l'unica donna del pool di magistrati che nel 2006 hanno coordinato la cattura di Bernardo Provenzano. Momento di ricordo, di celebrazione soprattutto della memoria e delle radici. Ed è importante perché in questo modo il libro ritorna nel luogo dove è nato. Lei parla anche di un momento particolare in cui sentiva che il suo ufficio viene abbandonato, ho letto qualcosa tra le righe? Sì, è un momento di tristezza che però vuole essere propositiva, vuole essere un attimo di riflessione, ma credo che il mio ufficio, o meglio il mio ex ufficio in questo momento che è la Procura di Palermo, andrà avanti per la sua strada perché è una procura che la strada la sa ritrovare. Anche se ancora ci sono parecchi nomi grossi, penso a Messina Denaro. Io sono sempre ottimista perché le latitanze non sono infinite e quindi anche Messina Denaro avrà il suo turno. E questa presentazione coincide anche con diciamo, il ricordo di alcune stragi che sono state fatte, penso per esempio a quella di Via D'Amelio. Sì, è anche un momento per legare questo momento che è sì una festa, però è anche un attimo di riflessione. A fare gli onori di casa il sindaco della città, l'onorevole Giovanni Panepinto. Un magistrato che ha al suo attivo di avere coordinato le indagini per la cattura di Provenzano e di altri pericolosi mafiosi, che racconta se stessa, la sua vita di magistrato, la vita del Palazzo di Giustizia di Palermo. La racconta ricordando anche i suoi genitori, ricordando il luogo dove lei ha studiato, dove è cresciuta, che è Bivona. Per cui io ringrazio lei che assieme al Presidente della Commissione Antimafia, assieme al Vicepresidente della Commissione Antimafia e a tanti che vogliono sentirla e che hanno già letto il libro e altri che lo leggeranno, di raccontare un pezzo della storia della Sicilia, dell'Italia e con piacere diciamo anche di questa comunità che è Bivona. Presenti per l'occasione Rosi Bindi, Presidente della Commissione parlamentare antimafia, e Claudio Fava, Vicepresidente. È importante soprattutto presentando attraverso un libro l'impegno di un magistrato bravo come Marzia Sabella. È un bel libro perché Marzia Sabella, oltre che essere una bravissima magistrata, è una straordinaria persona ed è un'eccellente scrittrice. Le tre cose insieme meritano di essere celebrate questa sera qui a casa sua, a Bivona. È un momento soprattutto straordinario per la partecipazione della gente, dimostra come in questa terra di Sicilia c'è ancora e c'è sempre un popolo che decide di dire no alla mafia e soprattutto che apprezza, stima ed è vicino a tutti coloro che si battono ogni giorno per creare una società un po' più pulita e un po' più libera.